Assessore Sernagiotto, una delibera importantissima, storica per certi versi, si può dire che nascono i livelli essenziali di assistenza per il sociale? È certo che sì, come dicevo ringrazio il Presidente Zaia che mi ha sostenuto in questi 2 anni perché era una battaglia che Roma non voleva sentir parlare e noi siamo riusciti e oggi riusciamo a definire che è la patologia che permette alla persona di avere un contributo e non il contenitore, per dirla bene. Se stavi a casa prima non potevamo darti i soldi del Servizio Sanitario Nazionale, se andavi in casa di riposo sì. Perché? Perché il contenitore casa di riposo era diverso da quello e oggi abbiamo vinto una battaglia e facciamo scuola a livello nazionale. Quindi un grande rafforzamento della domiciliarità. Certo, ma con un forte aiuto dei servizi, perché vede le nostre famiglie non riescono magari 12 mesi a assistere il proprio caro, ma noi li mandiamo un mese in montagna, un mese al mare, un mese nella parziale non autosufficienza, in caso di difficoltà della famiglia per malattia a uno dei 2 coniugi o un figlio, subito scatta il meccanismo e va al mare, in montagna, in parziale non autosufficienza a fare la riabilitazione sociale, cioè una rivoluzione storica. Disponibilità economica? Oggi 100 milioni che non ci permettevano di usarli più, invece possiamo utilizzarli, ma io spero che la gran parte, l'UVMD con i nostri servizi, indichi in primis la domiciliarità, perciò potrebbero diventare 100, 200, 300 milioni.